Wyoming. L'ultimo bastione dell'America selvaggia. Si estende sotto cieli che sembrano non avere confini. Tremila metri di altitudine media. Mandrie di bisonti che pascolano indisturbate. Fiumi che scorrono tra canyon dimenticati. Nel silenzio di queste terre remote, la natura comanda ancora. Lo stato meno popoloso d'America è padrone di tesori che sfidano ogni logica. Praterie infinite, dove corrono le antilopi. Tempeste di neve che trasformano il paesaggio. Sorgenti termali che tingono la terra. Questo è il Wyoming che non appare nelle cartoline. Crudo, immenso e matematicamente estremo. Una terra dove la geologia detta legge. In attesa che l'uomo impari di nuovo ad ascoltare. Parco Nazionale di Yellowstone. Immaginate di trovarvi al centro di un laboratorio naturale, dove la Terra mostra la sua forza più primitiva. Yellowstone si estende su quasi 9.000 km² tra Wyoming, Montana e Idaho, poggiando sopra una camera magmatica attiva che alimenta oltre 10.000 fenomeni geotermici. Qui, il pianeta respira attraverso fumarole che sibilano vapore a temperature che superano i 90 gradi, mentre pozze di fango ribollono, creando paesaggi che sembrano appartenere a un altro mondo. Il parco custodisce il più grande ecosistema temperato intatto del pianeta, dove branchi di bisonti attraversano vallate infinite e orsi grizzly emergono dai boschi di pini lodgepole. E proprio questi pini hanno una caratteristica unica, e cioè i loro coni si aprono solo con il calore estremo degli incendi, permettendo alla foresta di rigenerarsi dalle proprie ceneri. Camminando su questi terreni, i piedi calpestano una crosta terrestre spessa appena 3 chilometri, sotto la quale giace una delle più potenti forze geologiche del continente. Ogni getto di vapore ed ogni borbottio sotterraneo racconta la storia di un pianeta vivo e in continua trasformazione, dove l'equilibrio tra distruzione e creazione si manifesta ogni giorno, proprio davanti agli occhi di chi sa osservare.
Devil's Tower. Un monolite di roccia vulcanica si erge dalla prateria del Wyoming come un grattacielo naturale, alto 264 metri. Devil's Tower, che i nativi Lakota chiamano Tana dell'Orso, rappresenta uno dei misteri geologici più affascinanti d'America. Questa formazione si è creata milioni di anni fa, quando magma fuso si è solidificato sottoterra, per poi essere esposto all'erosione, che ha consumato le rocce circostanti. Le sue pareti perfettamente scanalate, formate da colonne di roccia vulcanica che si alzano verso il cielo, attirano scalatori da tutto il mondo. Ma per le tribù native americane, questo luogo rimane sacro. Secondo la leggenda, infatti, le scanalature verticali sono i segni degli artigli di un orso gigante che tentava di raggiungere alcune ragazze rifugiatesi sulla cima. Comunque, osservando questa torre di pietra che domina il paesaggio circostante, si comprende perché sia diventata il primo monumento nazionale d'America nel 1906. Catena montuosa del Teton. Queste vette rappresentano l'esempio perfetto di come la geologia possa creare capolavori architettonici naturali. La catena del Teton si estende per circa 65 km lungo il confine occidentale del Wyoming con il Grand Teton, che raggiunge i 4.199 metri di altitudine. Il nome deriva dai trappers francesi del XVIII secolo, che chiamarono queste montagne les Trois Tétons, cioè i tre seni, riferendosi ai tre picchi principali. Quello che rende unico questo paesaggio, però, è l'assenza di montagne preliminari. I Teton, infatti, si sollevano dalla pianura creando un dislivello di oltre 2100 metri in pochissimi chilometri. Questa configurazione geologica si è formata quando enormi blocchi di crosta terrestre si sono inclinati e sollevati lungo linee di frattura profonde. Gli alpinisti considerano questi picchi tra le sfide più tecniche del continente nordamericano e proprio le pareti nord, perennemente in ombra, mantengono ghiacciai e nevai anche in piena estate, creando condizioni di arrampicata che richiedono esperienza alpinistica di alto livello. Parco Nazionale del Grand Teton. Istituito nel 1929, questo parco rappresenta uno degli ecosistemi più intatti del Nord America, dove la wilderness originale è rimasta sostanzialmente immutata.
Si estende su oltre 1250 km² di territorio protetto, che include non solo le vette iconiche, ma anche praterie, foreste di conifere e zone umide, fondamentali per la migrazione della fauna selvatica. La valle di Jackson Hole, cuore del parco, ospita una delle più grandi concentrazioni di megafauna del continente, con branchi di alci che superano i 10.000 esemplari, orsi neri e grizzly, lupi grigi reintrodotti negli anni 90 e oltre 300 specie di uccelli. Lo Snake River scorre attraverso il parco creando meandri e zone palustri, mentre il distretto storico di Mormon Row conserva le strutture storiche dei primi coloni mormoni, che si stabilirono nella valle negli anni 1890, con le iconiche baite di legno che si stagliano contro le vette del Teton. In questo parco, inoltre, vengono monitorati costantemente i corridoi di migrazione degli animali. Durante l'inverno, ad esempio, quando le temperature scendono sotto i 30 gradi sotto zero, migliaia di alci migrano verso rifugi più sicuri, creando uno spettacolo naturale che attira ricercatori da tutto il mondo. I visitatori, infine, possono esplorare oltre 320 km di sentieri che attraversano diversi ecosistemi, tra cui laghi alpini a 3.000 metri di quota e praterie di fondovalle. Monti Bighorn e Canyon. Nel cuore del Wyoming centro-settentrionale si aprono paesaggi dove il tempo geologico diventa tangibile. Sono proprio le pecore Bighorn, che si muovono agilmente sulle pareti rocciose più impervie, che hanno dato il nome a queste montagne maestose. I monti si sollevano dalla prateria raggiungendo i 4.300 metri di altitudine, mentre i canyon che le attraversano raccontano milioni di anni di storia terrestre attraverso strati rocciosi perfettamente visibili. Il Bighorn Canyon, scavato dal fiume omonimo, crea pareti verticali che si alzano per oltre 300 metri dalle acque chiare del lago artificiale. Questi territori erano storicamente il cuore delle guerre indiane del XIX secolo, quando le tribù Crow e Lakota si contendevano le ricche vallate di caccia. Ad ogni modo, qui la varietà di ecosistemi è straordinaria e variano dai deserti della valle fino ai prati alpini, dove fioriscono oltre 1.500 specie di piante. Old Faithful. Ogni 90 minuti circa, una colonna d'acqua bollente si lancia verso il cielo, raggiungendo altezze che variano tra i 30 e i 55 metri.
Old Faithful deve il suo nome alla straordinaria regolarità delle eruzioni, un fenomeno che continua da quando fu scoperto, nel 1870, e che ha reso questo geyser il più famoso al mondo. Il meccanismo che alimenta queste eruzioni è un perfetto esempio di ingegneria naturale, con l'acqua superficiale che si infiltra attraverso fratture rocciose, fino a raggiungere camere sotterranee riscaldate dal magma, che giace a pochi chilometri di profondità. Quando la temperatura supera i 120 gradi, la pressione accumulata spinge violentemente l'acqua verso la superficie, attraverso un condotto stretto che funziona come una gigantesca pentola a pressione. Il resto lo fa la precisione quasi cronometrica, che permette ai visitatori di programmare la propria visita, ma ogni eruzione mantiene il suo carattere unico. Grand Prismatic Spring. È la più grande sorgente calda degli Stati Uniti ed appare dal cielo come un occhio multicolore aperto sulla Terra. Con i suoi 110 metri di diametro e una temperatura che raggiunge i 70 gradi al centro, Grand Prismatic Spring deve i suoi colori straordinari a batteri che prosperano in condizioni di calore estremo e che vivono a diverse temperature intorno ai bordi della pozza. Il centro della sorgente brilla di un blu intenso, dovuto alla dispersione della luce nell'acqua pura e profonda, mentre procedendo verso l'esterno si susseguono anelli concentrici di giallo, arancione, rosso e marrone. Questi colori però cambiano stagionalmente. In estate, ad esempio, predominano arancioni e rossi, mentre in inverno prevalgono verdi e gialli, perché i diversi ceppi batterici reagiscono alle variazioni di temperatura. Ogni minuto sgorgano oltre 2000 litri di acqua bollente da questa pozza, che creano nuvole di vapore visibili da chilometri di distanza. Sorgenti calde di Mammoth. Terrazze di calcare bianco si susseguono una sopra l'altra, creando una scenografia naturale che ricorda antichi templi Maya. Le sorgenti di Mammoth si sono formate nel corso di millenni, attraverso un processo affascinante. L'acqua calda, carica di minerali disciolti dalle rocce sotterranee, emerge in superficie, depositando carbonato di calcio che si solidifica in strutture terrazzate sempre nuove. Queste formazioni crescono costantemente, ma in modo imprevedibile. Alcune terrazze si seccano e diventano bianche come il gesso, mentre altre rimangono attive con acqua che scorre continuamente, depositando nuovi strati di minerali. La temperatura dell'acqua varia tra i 60 e i 70 gradi,
creando microambienti dove prosperano alghe e batteri dai colori vivaci. Il contrasto tra il bianco puro del calcare e i colori pastello delle formazioni attive crea un paesaggio surreale e che cambia aspetto ad ogni visita, rendendo ogni esperienza unica e irripetibile. Bacino dei geyser superiore. Qui si concentra la più alta densità di geyser al mondo. Oltre 150 fenomeni geotermici attivi distribuiti su appena 2,5 km quadrati. Il bacino dei geyser superiore rappresenta il cuore pulsante dell'attività geotermica di Yellowstone, dove l'energia sotterranea si manifesta attraverso eruzioni spettacolari e pozze ribollenti. Il Biscuit Basin, ad esempio, deve il suo nome alle formazioni minerali che una volta somigliavano a biscotti, distrutte però da un terremoto nel 1959, che ha modificato l'intero sistema idraulico sotterraneo. Oggi rimangono pozze dalle acque chiare, circondate da depositi mineralogici colorati. Blackpool, invece, nonostante il nome, non è più nero da decenni. L'aumento della temperatura dell'acqua, infatti, ha ucciso i batteri scuri che gli davano il colore caratteristico, trasformandolo in una pozza turchese brillante. Questi cambiamenti dimostrano come i sistemi geotermici siano in costante evoluzione, modificando continuamente l'aspetto del paesaggio, in risposta a forze sotterranee invisibili, ma potentissime. Sentieri del bacino dei geyser di Norris. Il bacino geotermico più caldo e acido di Yellowstone offre uno spettacolo che sfida ogni aspettativa. Le temperature sotterranee raggiungono qui i 460 gradi, mentre l'acidità dell'acqua è tale da poter scioglierci i metalli comuni. Questa combinazione estrema crea paesaggi alieni, dove la vita si adatta a condizioni che sembrano impossibili. I sentieri di legno si susseguono tra le pozze fumanti, con tonalità che vanno dal giallo sulfureo al verde smeraldo, passando per arancioni elettrici. Poi vi è Steamboat Geyser, il più alto geyser attivo al mondo, che può eruttare fino a 90 metri di altezza, anche se i suoi intervalli sono completamente imprevedibili. Può rimanere dormiente per anni o eruttare più volte in una settimana. L'odore di zolfo pervade l'aria, mentre il terreno vibra spesso sotto i piedi dei turisti, proprio per l'attività sotterranea. Camminare qui significa attraversare un laboratorio naturale, dove chimica e geologia si incontrano, creando fenomeni che esistono in pochi altri luoghi sulla Terra.
lago di Yellowstone. Il più grande lago d'alta quota del Nord America si estende per 354 km² a 2357 metri di altitudine, nascondendo sotto le sue acque tranquille una storia geologica drammatica. Questo specchio d'acqua occupa parte della caldera di Yellowstone, formatasi 640.000 anni fa, durante l'ultima eruzione supervulcanica che ha creato il paesaggio attuale. Le acque gelide del lago, che raramente superano i 15 gradi anche in piena estate, ospitano la più grande popolazione di trote cutthroat native d'America. Sul fondale, invece, sono stati scoperti crateri idrotermali attivi, che creano zone di acqua calda in mezzo al freddo lacustre. La superficie del lago può comunque trasformarsi rapidamente, variando tra acque calme che riflettono perfettamente le montagne circostanti, ad onde tempestose che ricordano quelle di un piccolo mare. Durante l'inverno, infine, il ghiaccio può raggiungere uno spessore di oltre 1 metro, creando un paesaggio artico nel cuore delle montagne rocciose. Fiume Yellowstone. Il fiume più lungo senza dighe degli Stati Uniti continentali nasce dalle sorgenti alpine del parco e percorre oltre 1.000 chilometri prima di confluire nel Missouri. All'interno di Yellowstone, il fiume scava profonde gole e crea cascate spettacolari, trasportando sedimenti che colorano le sue acque di sfumature dorate, che hanno dato il nome all'intero parco. La forza erosiva del fiume ha creato il Grand Canyon di Yellowstone, una gola profonda 400 metri dalle pareti multicolori che mostrano milioni di anni di storia geologica. Le rocce esposte rivelano tracce di antica attività idrotermale che ha alterato chimicamente i minerali, creando una tavolozza di gialli, rossi e arancioni che cambiano tonalità durante il giorno. Lungo il suo corso, il fiume attraversa anche habitat diversi, supportando popolazioni di trote, lontre e numerose specie di uccelli acquatici. Le sue rive, inoltre, ospitano alcuni degli avvistamenti più spettacolari di fauna selvatica del parco, con orsi e lupi che vengono spesso osservati mentre pescano o si abbeverano. Lago Jackson. Nelle acque chiare del lago più grande del parco del Grand Teton si riflettono le cime innevate che si alzano direttamente dalla superficie,
creando una delle vedute più fotografate delle montagne rocciose. Questo lago naturale si è formato durante l'ultima era glaciale, quando enormi ghiacciai hanno scavato la depressione che oggi contiene le sue acque. Con una profondità massima di 134 metri, il lago Jackson ospita diverse specie di trote e costituisce un ecosistema lacustre di alta montagna, perfettamente conservato. Le acque gelide, che raramente superano i 18 gradi, mantengono una trasparenza cristallina e permettono di osservare il fondale roccioso anche a diversi metri di profondità. Le sue rive boscose, inoltre, offrono rifugio ad alci, cervi e orsi neri, mentre aquile pescatrici e falchi pellegrini sorvolano la superficie in cerca di pesci. Durante l'alba e il tramonto, infine, quando la luce radente illumina le montagne, il lago diventa uno specchio perfetto che raddoppia la maestosità del paesaggio. Lago Geni. Incastonato in un circo glaciale ai piedi del Grand Teton, questo gioiello alpino rappresenta l'esempio perfetto di come i ghiacciai dell'era glaciale abbiano scolpito il paesaggio delle montagne rocciose. Questo lago deve il suo nome a Jenny Legg, moglie di una famosa guida e trapper della regione, ed è considerato uno dei laghi più scenografici dell'intero sistema dei Teton. La sua forma allungata e la posizione strategica offrono viste meravigliose sulle pareti verticali delle montagne circostanti, mentre il sentiero che lo costeggia rappresenta una delle escursioni più amate del parco. Le acque turchesi, alimentate dallo scioglimento dei nevai perenni, mantengono temperature fresche anche durante l'estate. La morena terminale che chiude la valle, invece, crea una diga naturale che trattiene le acque del lago, mentre i boschi di abeti e pini che crescono sulle rive offrono ombra e rifugio alla fauna locale. Durante l'autunno, i pioppi tremuli che punteggiano le rive si tingono di oro, creando contrasti cromatici spettacolari con l'azzurro delle acque e il grigio delle rocce. Fiume Snake. Il grande serpente d'acqua che attraversa il Wyoming occidentale ha scavato per millenni una delle valli più fertili e scenografiche delle montagne rocciose. Questo fiume nasce nelle montagne di Yellowstone e percorre oltre 1000 chilometri prima di confluire nel Columbia, ma è il suo tratto attraverso Jackson Hole a creare i paesaggi più memorabili.
Le sue acque trasportano sedimenti dalle montagne circostanti, nutrendo ecosistemi che ospitano castori, lontre e oltre 200 specie di uccelli. Durante la stagione della riproduzione, milioni di insetti emergono dalle acque, creando nuvole che attirano trote e uccelli in un'esplosione di vita. I meandri del fiume, inoltre, disegnano curve sinuose nella valle, mentre le sue rive boscose offrono alcuni degli avvistamenti faunistici più spettacolari del Wyoming. Le alci attraversano le acque al tramonto, gli orsi neri pescano durante la risalita dei salmoni e le aquile calve planano seguendo le correnti termiche che si alzano dalla superficie dell'acqua. Cascate di Yellowstone. Nel punto in cui il fiume Yellowstone precipita nel Grand Canyon del parco, due cascate spettacolari creano uno degli scenari più fotografati d'America. Le Lower Falls, cascate inferiori, si tuffano per 94 metri in una gola dalle pareti multicolori, mentre il fragore dell'acqua che si schianta sulle rocce si sente a chilometri di distanza. La forza erosiva di queste cascate ha contribuito a scavare il canyon nel corso di 150.000 anni, esponendo strati geologici che raccontano la storia vulcanica della regione. Le rocce gialle, che danno il nome al parco, sono particolarmente evidenti qui, dove l'alterazione idrotermale ha trasformato le lave in argille colorate. Poco più a monte, invece, si trovano le Upper Falls, o cascate superiori, che cadono per 33 metri, meno alte ma comunque impressionanti, soprattutto quando il sole crea arcobaleni nella nebbia d'acqua. In inverno le cascate si trasformano in sculture di ghiaccio monumentali, mentre in primavera lo scioglimento delle nevi rende il flusso d'acqua ancora più impetuoso e drammatico. Fiume Firehole. Un corso d'acqua dalle caratteristiche uniche attraversa il cuore geotermico di Yellowstone, riscaldato dalle centinaia di sorgenti calde che si versano nelle sue rive. Il nome Firehole, cioè buco di fuoco, deriva dai primi esploratori che rimasero stupiti nel trovare un fiume caldo in pieno inverno, con vapore che si alzava dalla superficie, anche quando la temperatura esterna scendeva sotto zero. Infatti, la temperatura dell'acqua può variare dai 10 gradi delle sorgenti fredde fino ai 30 gradi nelle zone più influenzate dall'attività geotermica. Questa particolarità crea microambienti unici, dove pesci tropicali potrebbero teoricamente sopravvivere, anche se l'ecosistema è dominato da trote adattate a queste condizioni speciali.
Le rive ospitano quindi alcuni dei geyser più famosi di Yellowstone, mentre i prati che lo costeggiano diventano habitat ideali per bisonti e wapiti durante i mesi invernali. Jackson Hole. Non è un buco nel terreno come può far pensare il nome, ma una valle montana lunga 80 km, circondata da alcune delle cime più spettacolari del Nord America. Jackson Hole deve il suo nome agli esploratori del XIX secolo che chiamavano holes le valli montane chiuse, ed in questo caso fu Davy Jackson a ribattezzare la valle. Questa depressione tettonica si è formata quando il blocco di terra che forma il fondovalle si è abbassato rispetto alle montagne circostanti, creando un anfiteatro naturale che si alza dai 1900 metri del fondovalle fino ai 4200 metri del Grand Teton. Il risultato è un paesaggio di contrasti estremi, dove i ranch storici si alternano a foreste primitive. La valle ospita una delle concentrazioni faunistiche più ricche del continente, con mandrie di wapiti che migrano stagionalmente, orsi grizzli e neri, lupi, alci, bisonti e oltre 300 specie di uccelli. Durante l'inverno, Jackson Hole diventa rifugio per migliaia di animali che scendono dalle montagne in cerca di cibo e riparo, creando opportunità di avvistamento uniche al mondo. Valle di Lamar. Soprannominata l'America del Serengeti, questa valle nel cuore di Yellowstone offre alcuni degli avvistamenti faunistici più spettacolari del Nord America. La Valle di Lamar si estende per oltre 15 km lungo l'omonimo fiume, creando praterie aperte, circondate da colline boscose, che forniscono l'habitat perfetto per i grandi mammiferi del parco. È qui che nel 1995 sono stati reintrodotti i lupi dopo un'assenza di quasi 70 anni, trasformando completamente l'ecosistema attraverso quello che i biologi chiamano cascata trofica. Infatti, la presenza dei predatori ha modificato i comportamenti degli erbivori, permettendo il recupero della vegetazione vicino le rive e il ritorno di numerose specie di uccelli e piccoli mammiferi. All'alba e al tramonto, quando la luce dorata illumina le praterie, branchi di bisonti attraversano la valle, mentre wapiti e cervi si muovono al margine dei boschi. Infine, ogni stagione porta spettacoli diversi ma sempre emozionanti. Star Valley.
Una valle nascosta tra le montagne dell'Idaho e del Wyoming occidentale offre paesaggi bucolici che ricordano la Svizzera alpina. Star Valley deve il suo nome poetico alle notti cristalline ad alta quota, dove l'assenza di inquinamento luminoso permette di osservare migliaia di stelle che si riflettono nei numerosi laghi e corsi d'acqua della valle. Fondata da pionieri mormoni alla fine del XIX secolo, la valle conserva ancora oggi un'atmosfera rurale autentica, con ranch storici, campi coltivati e piccole comunità montane. Le montagne che la circondano superano i 3.000 metri di altitudine, create dalla sovrapposizione di strati rocciosi, vecchi 500 milioni di anni. Durante l'inverno Star Valley si trasforma in un paradiso innevato, con la neve che può raggiungere spessori di oltre 2 metri, isolando le comunità locali ma creando paesaggi di purezza assoluta. Bacino di Sunlight. Un anfiteatro naturale si spalanca tra le vette dell'Absaroka Range, dove torrenti glaciali si snodano attraverso prati alpini che prendono fuoco al primo raggio di sole mattutino. Il Sunlight Basin deve il suo nome evocativo proprio a questo fenomeno. Cioè, quando l'alba illumina le pareti rocciose, la luce dorata si riflette sulle acque del torrente, creando bagliori incredibili. Vallate ondulate si estendono attraverso foreste di abeti e pini, dove orsi grizzly emergono dai boschi. I sentieri che attraversano il bacino si snodano tra ruscelli e prati alpini, dove vagano lupi solitari e aquile reali, che sfruttano le correnti termiche. Inoltre, il Sunlight Creek Bridge attraversa il torrente principale, collegando questo mondo remoto al resto del Wyoming. Cheyenne. La capitale del Wyoming sorge nelle High Plains orientali, dove l'infinito orizzonte delle praterie incontra il cielo in una linea perfetta che si perde all'orizzonte. Cheyenne deve la sua esistenza alla ferrovia transcontinentale, difatti è stata fondata nel 1867 come città di frontiera, lungo la Union Pacific Railroad, ed ha conservato il carattere del Far West americano, pur diventando il centro politico ed economico dello Stato. Il nome deriva dalla tribù Cheyenne, anche se questi nativi americani raramente abitarono stabilmente la zona, preferendo seguire le mandrie di bisonti attraverso le grandi pianure. La città ospita ogni luglio il più grande rodeo all'aperto del mondo, che trasforma questa tranquilla capitale in un crocevia di cowboy, turisti e tradizioni western. L'architettura vittoriana del centro storico, inoltre,
contrasta con l'immensità delle praterie circostanti, dove ranch di migliaia di ettari si estendono fino all'orizzonte. Afton. Nel cuore della Star Valley, questa piccola comunità montana è famosa per l'arco di corna di Wapiti che attraversa la strada principale, creato con oltre 3.000 corna di cervi maschi, raccolti dalle montagne circostanti. Afton conserva l'atmosfera autentica delle comunità pionieristiche del Wyoming, dove tradizioni rurali e valori di frontiera si tramandano di generazione in generazione. La città si trova in una posizione strategica tra le montagne Salt River e Wyoming Range, circondata da foreste nazionali che ospitano una delle popolazioni di cervi più numerose del Nord America. Le sorgenti calde naturali, nei dintorni di Afton, sgorgano dalle profondità della terra a temperature costanti tutto l'anno, creando oasi di calore anche durante gli inverni più rigidi. Queste acque minerali erano considerate sacre dalle tribù native americane e oggi offrono rifugio e relax, dopo giornate trascorse esplorando la natura selvaggia delle montagne circostanti. Città fantasma di Piedmont. Tra le colline brulle del Wyoming sud-occidentale ci sono i resti di quella che fu una fiorente comunità ferroviaria. Piedmont nacque nel 1868 lungo la Union Pacific Railroad come centro di produzione di carbone e legname, raggiungendo rapidamente 2000 abitanti, prima di scomparire altrettanto velocemente quando le risorse si esaurirono. Oggi rimangono solo fondamenta di pietra coperte da erba, e camminare tra questi resti significa toccare con mano quanto fosse precaria la vita di frontiera. Le famiglie che costruirono case e attività qui credevano di fondare una città destinata a crescere per generazioni. Ma la natura implacabile del Wyoming ha dimostrato ancora una volta chi comanda veramente in questi territori. Deserto rosso. Un oceano di terra rossa si estende all'infinito nel Wyoming centro-meridionale, dove il vento scolpisce dune e formazioni rocciose, in un paesaggio che sembra appartenere a Marte. Il deserto rosso deve i suoi colori intensi ai depositi di ferro ossidato, che tingono sabbia e roccia di sfumature che vanno dal rosa pallido al rosso sangue, creando panorami che cambiano tonalità durante il giorno, seguendo la posizione del sole. Questo deserto d'alta quota, situato a oltre 2000 metri di altitudine, rappresenta uno degli ecosistemi più estremi del Nord America, dove la vita si adatta a condizioni che sfidano ogni limite. Temperature che oscillano tra i 40 gradi estivi e i 40 sotto zero invernali, precipitazioni scarse e venti costanti hanno creato un ambiente dove solo le specie più resistenti riescono a sopravvivere.
area ricreativa di Flaming Gorge. Dove il fiume Green ha scavato per milioni di anni canyon dalle pareti rosse, una diga ha creato uno dei bacini artificiali più spettacolari dell'Ovest americano. Flaming Gorge si estende per oltre 140 km attraverso Utah e Wyoming, creando un contrasto drammatico tra le acque turchesi del lago e le rocce rosse del canyon. Il nome deriva dall'esploratore Powell, che nel 1869 descrisse queste pareti di arenaria rossa come fiamme di roccia solida. La geologia del canyon rivela 500 milioni di anni di storia terrestre attraverso strati perfettamente visibili, mentre le acque del lago ospitano trote e salmoni cocanee, con le rive rocciose che fanno da habitat per pecore bighorn e aquile calve. Durante l'estate le acque calme del bacino contrastano con le rapide selvagge del fiume Green, a valle della diga, creando due ecosistemi acquatici completamente diversi nello spazio di pochi chilometri. Laghi del Green River. Una catena di laghi alpini nascosti nelle montagne Wind River crea alcuni degli scenari più incontaminati del Wyoming, dove acque cristalline riflettono picchi granitici che si alzano direttamente dalle rive. Questi specchi d'acqua si sono formati quando antichi ghiacciai hanno scavato depressioni circolari nella roccia, lasciando dietro di sé un rosario di laghi, collegati da cascate e torrenti. L'accesso a questi laghi richiede escursioni impegnative attraverso territori dove orsi e puma si muovono liberamente, ma la ricompensa è la possibilità di pescare trote native in acque che raramente vedono la presenza umana, circondate da scenari di una bellezza primitiva. L'altitudine elevata rende questi laghi ghiacciati fino a giugno, mentre le notti estive possono vedere temperature sotto zero anche in piena estate. Inoltre la flora alpina che circonda le rive esplode in fioriture spettacolari durante la breve estate montana, creando tappeti di colore che durano solo poche settimane all'anno. Torrente Shell. Dalle montagne Bighorn scende un corso d'acqua che ha creato uno dei canyon più spettacolari del Wyoming orientale, dove pareti di calcare si alzano per centinaia di metri sopra acque limpide. Il torrente Shell ha scavato per milioni di anni attraverso strati rocciosi, esponendo oggi fossili marini che testimoniano quando queste montagne giacevano sotto antichi oceani. Il canyon ospita una delle concentrazioni più ricche di petroglifi e pittogrammi delle pianure americane, dove tribù native hanno lasciato testimonianze della loro presenza per oltre 10.000 anni. Queste incisioni rupestri documentano scene di caccia, cerimonie religiose e mappe stellari che dimostrano la profonda connessione spirituale tra i primi abitanti e questi paesaggi. Infine, le pareti del canyon creano microclimi unici,
che permettono la sopravvivenza di specie vegetali solitamente presenti a latitudini più settentrionali, mentre le pozze naturali lungo il torrente offrono rifugio a trote e salamandre uniche di questa regione. Questo è il Wyoming, un caleidoscopio di meraviglie naturali che sfidano l'immaginazione. E se volete esplorare altri fantastici luoghi in America e nel mondo, scegliete dalla nostra playlist che trovate qui a destra.